La pioggia delle scorse ore lo rimanda indietro nel tempo quando oggi, un mese fa, si è ritrovato il motoscafo scaraventato e parcheggiato dalla laguna in Calle delle Razze dopo la tempesta di acqua e vento. Sì, sì, purtroppo era il mio. Soltanto adesso trova la forza e l'energia di raccontare la disperazione di quei momenti. Fortunatamente i danni sono abbastanza contenuti, insomma. No, sono un po' alti, però poteva succedere peggio. Si parla di quanti danni? Io penso che da una stima siamo intorno ai 16-17 mila euro. Quindi innanzitutto farei anche i complimenti a chi ha recuperato la barca, perché andare a recuperarla all'interno di una calle di Venezia non è facile, non è semplice, non è facile. Hai conosciuto queste persone, sì. Sì, sì, li abbiamo conosciuti, voglio ringraziare Andrea che è il presidente dello scalo fluviale, che veramente hanno dimostrato una grande professionalità e sensibilità, l'hanno tirata su con tutte le cure per non creare ulteriori danni ed è stata accompagnata al cantiere per dare via i lavori di rimessa in ordine. Racconta di come la fortuna abbia voluto nessuna persona fosse presente in calle quando la forza indomita della natura ha sollevato dall'acqua a terra il taxi come una foglia d'albero. Da buoni veneziani siamo subito tirati su le maniche, no? Come diciamo noi, duri banchi e niente pianti. E nel giro di 15 giorni il motoscafo è operativo, già è stato rimesso a posto. Gli ultimi lavori con collaudi vari giusto adesso, nel periodo di festa, ma come dice lui, duri i banchi, avanti sempre. L'importante è aver ripreso a lavorare, come sempre noi veneziani, l'importante è ripartire. Poi piano piano tutte le cose si aggiustano.